Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Stasera ti dedichiamo questa pillola, Monica, consci che non rappresenta niente di sostanziale rispetto alla concretezza tragica, immane, irreversibile dell'accaduto. Ma lo facciamo perché è l'unica cosa in nostro potere rispetto a un silenzio, a una vigliaccheria, a un addirittura doppiopesismo rovesciato delle tragedie che giudichiamo inaccettabile. Monica Esposito era una signora di 55 anni, residente a Nonantola, che non aveva alcuna colpa se non quella, il 16 maggio scorso, di incrociare, mentre passeggiava in centro a Modena, la casualità assoluta della morte, l'orrore nella sua forma pura, che ti travolge perché sei lì in quel momento lì e basta. E l'orrore era la macchina, anzi secondo certo mainstream era la macchina, nella realtà era colui che guidava la macchina, Salim El Khudri, che come ricorderete tutti quel giorno si lanciò a folle velocità cercando di falciare qualunque persona incontrasse, poi scese dalla macchina cercando di accoltellare qualunque persona incontrasse. Monica purtroppo era tra i feriti più gravi, tra coloro che furono travolti da El Khudri alla guida di quella macchina, ricoverata subito in condizioni critiche in terapia intensiva, è deceduta ieri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Come hanno chiarito i sanitari, sono stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, ma Monica non ha mai ripreso conoscenza da quel giorno finché le sue condizioni sono state giudicate purtroppo irreversibili. E perché ti dedichiamo questa pillola dal nostro piccolo anfratto, Monica? Perché tu forse ci viene da dire di fronte al silenzio su questa notizia immane, cioè che c'è la prima vittima della tentata strage, che non è più tentata rispetto a Monica, di un signore che ha applicato in Italia le modalità dichiarate, reiterate del terrorismo di matrice islamista in tutta Europa nell'ultimo ventennio, perché questo è accaduto quel giorno a Modena. E forse già per questo è la vittima sbagliata, Monica, perché è la vittima di qualcosa che non si è voluto ammettere da subito, che si è tentato di sminuire e confinare nel disagio psichico da subito. È una vittima disturbante, perché ci riporta a un'emergenza assoluta della contemporaneità, il kit dell'orrore terrorista, che appunto si presenta come tale, anche a menti labili, certo, ma è un kit riconoscibile, replicato per la prima volta anche in Italia, e forse già per questo Monica non ha avuto la visibilità e il cordoglio di altre vittime in questi giorni, che vittime tragiche, ma frutto di dinamiche diverse, perché tocca dirlo, Monica non avrà nessuna piazza convocata da nessun sindaco, dirigente, segretario, dirigente del fronte delle anime belle, del progressismo del Campo Largo. Non ci sarà nessun Lepore per Monica, che convocherà una piazza chiedendo giustizia per Monica, come ha fatto a Bologna il sindaco Lepore chiedendo giustizia per Fakir. Una vittima tragica di un'altra dinamica. Monica era lì per caso. Monica non solo non stava dando escandescenze, non stava usando violenza su nessuno, non era pericolosa nei confronti di nessuno, non aveva nessun precedente, stava vivendo una giornata come tante nella sua pienezza di cittadina libera. Ed è stata travolta. Questo non vuol dire fare una gerarchia delle vite, ma non fatela neanche al contrario. E invece per Monica non ci sono stati titoloni dei giornali a tutta pagina. La sua foto non è diventata virale, non se la sono rimbalzata ossessivamente quelli che urlano restiamo umani, ma restano umani sempre solo davanti a certe vittime. I tempi
del percorso giudiziario che coinvolge l'assassino di Monica, si stanno già dilatando, non ci sono, non c'è il giornale unico progressista che li monitora minuto per minuto. Questa perizia fantomatica che deve dirimere se il Cudri ha un problema psichico o no, continua a essere rimandata. Non ci sono riflettori ossessivi sulla tragedia di Monica, scusate, come vediamo da questi giorni sul fatto di Bologna. E perché di fondo, ci spiace ripeterlo, ma sì, Monica, eri la vittima sbagliata, perché non soddisfacevi quel canone ormai dogmatico del progressismo contemporaneo che il grande sociologo canadese Matthew Bock-Côté chiama utopia diversitaria, cioè il culto dell'altro, del diverso, purché sia altro da noi, purché venga da altrove, purché sia portatore di un'altra cultura, abbia altre caratteristiche, non sia appartenente all'umanità occidentale, europea, italiana, bianca, dicono loro, perché i razzisti sono loro, sono quelli che fanno del colore bianco un criterio. E quindi non funzioni nel racconto. La notizia della tua morte è stata, benché vada un articolo all'interno su molti giornali, sui giornaloni seriosi, o se non una breve incronaca. Ebbene, noi ci ribelliamo a questo taroccamento anche dell'atto supremo dell'umano, della soglia che definisce l'umano, cioè la morte, e ti dedichiamo con la modestia delle nostre forze, ma con la nostra sincerità assoluta, questa pillola, e ti assicuriamo che la tua morte non verrà e non potrà essere dimenticata. Grazie a tutti, a domattina.